Questa è l'Abbadiazza di Messina, un edificio costruito intorno all'VIII secolo dai bizantini, è una grangia bizantina trasformata poi in epoca araba e anche in epoca normanna, ed è diventata una delle cattedrali più importanti della città. In questo edificio vennero consegnate le chiavi della città di Messina, già assediata dagli Angioini, a Pietro III d'Aragona, che proveniva da Palermo, scendeva da queste colline, dal punto dove oggi c'è Dominico, dove si incrociano le strade per Palermo e per Antenna a Mare, il famoso santuario. E qui l'esercito siciliano e spagnolo, aragonese, si incontrò con i messinesi che salivano dal torrente per consegnare le chiavi della città a Pietro III d'Aragona in questa magnifica chiesa castello fortezza. E adesso ci sono dei lavori di ristrutturazione, stanno costruendo l'argine accanto alla chiesa per liberarla dall'assedio dell'acqua quando scende il torrente. Quest'opera di idraulica libererà finalmente la chiesa dal pericolo di allagamenti. I restauri sono tuttora in corso, si possono notare delle bellissime finestre contornate da pietra lavica e i merli che sono stati aggiunti dalla sovrintendenza ma probabilmente non esistevano, e questo edificio che rappresenta un pezzo della storia della Sicilia importantissimo, perché qui praticamente finì la guerra del Vespro, la prima fase della guerra del Vespro, la rivoluzione che portò alla liberazione della Sicilia dagli Angioini, e dopo 5 mesi di resistenza della città di Messina assediata. Questa grangia rappresenta proprio la consegna di Messina e della Sicilia alla corona, sotto la protezione della corona aragonese, per decisione del Senato del Parlamento siciliano, che si era riunito nel 1282 a Palermo e che aveva deciso di inviare i rinforzi a Messina per resistere all'attacco dell'esercito angioino, che ritornò nel mese di maggio per invadere la Sicilia, ma non riuscì a passare a Messina. Non riuscendo a entrare a Messina, restò bloccato in Calabria sullo stretto fin quando non arrivò dalla Tunisia Pietro III d'Aragona, che però dalla Tunisia per arrivare a Messina ci mise quasi 3 mesi, quindi i siciliani e i messinesi, tutti chiusi nella città, riuscirono a difendere la città per 5 mesi per poi mandare via Carlo, facendolo scappare in Calabria, con l'arrivo di Pietro III d'Aragona, che scendendo da questa strada con tutto l'esercito si fermò qua a Messina, in questa chiesa, per essere accolto, e quindi gli vengono simbolicamente consegnate le chiavi della città, la città che era già stata liberata dagli stessi siciliani e dal suo comandante, che era Laimo Talentini, il comandante della piazza di Messina.